presentazione ufficiale del libro Polvere di gesso, come vincere dopo 28 bocciatura, una grande partecipazione alle fabbriche. Sì, un grande successo, io ringrazio tutti i partecipanti per questa prima uscita in pubblico del libro Polvere di gesso, che vuole essere da stimolo per tutti i giovani a credere in se stessi e a raggiungere tutti i loro obiettivi e realizzare tutti i loro sogni attraverso la fede, attraverso la forza di volontà, attraverso il supporto della famiglia, attraverso l'umiltà e il credere che tutto è possibile. Lei si definisce quasi professore, perché? Quasi professore perché, come tutte le professioni, non solo quella di professore, è un punto di arrivo, non di partenza. Di conseguenza bisogna migliorarsi, questo non basta avere una laurea, avere un'abilitazione o 24 CFU, ma bisogna lavorare con impegno, con i ragazzi, con passione e amore e guardare negli occhi tutte le aspirazioni, i sogni dei ragazzi. Solo così si può raggiungere il sogno di essere professore. Cosa vuole dire agli studenti, ai suoi colleghi professori? Ai studenti voglio dire che lottate per i propri sogni e dovete rendere orgogliosi, oltre ai genitori, altre due persone, che sono il bambino che è stato e l'uomo che sarà, perché rappresentano la purezza e l'innocenza e la maturità e l'esperienza. E se rendono orgogliosi queste due persone, hanno ottenuto un grande risultato. E i suoi colleghi? Ai miei colleghi, infatti il libro è dedicato pure ai colleghi, oltre ai miei ragazzi, ai miei alunni, ai miei genitori e alla mia famiglia, anche dedicato ai colleghi, tutti quei colleghi che ogni giorno lottano contro tutti e tutto per far sì che questi ragazzi diventino il futuro del nostro paese. Le fabbriche Fondazione Aristide di Agrigento hanno ospitato una particolare presentazione di un libro, Polvere di gesso, di Giuseppe Pelliccio, un libro che ha offerto diversi spunti, diversi punti di vista. Sì, una serata estremamente interessante e non fosse altro che si inserisce all'interno della cornice di eventi culturali che la Fondazione Aristide nello spazio agrigentino delle fabbriche sta offrendo. Questo libro significativo dal punto di vista del messaggio che intende lanciare per l'attrazione che ha suscitato nel pubblico numerosissimo che ha presieduto la serata. Questo è un segnale importante non soltanto perché ci offre una precisa direzione culturale per la gestione di questo spazio, ma perché evidentemente ci mette nelle condizioni di poter individuare quelle figure di scrittori, di autori o di intellettuali che possono anche attraverso questo luogo entrare in relazione con un pubblico qualificato. Un volume estremamente innovativo anche dal punto di vista dell'analisi di temi pedagogici legati alla formazione dei giovani e del contributo che i ragazzi possono dare nel tempo della nostra società, e quindi credo che in qualche maniera abbia contribuito a creare anche una condizione nuova per poter discutere ad Agrigento di nuove forme culturali.